È stato sottoscritto questa mattina un protocollo tra l'Arlef e il Comune di Udine a sostegno della lingua friulana. Tra i punti salienti: potenziare la cartellonistica bilingue, la marilenga nelle strutture ospedaliere. Poi si è parlato anche di un kit pensato apposta per i neogenitori. Direttore, cosa cambia da oggi dopo questa convenzione, questo protocollo fra Arlef e Comune di Udine? L'Arlef insieme al Comune di Udine incomincerà a lavorare per garantire sempre di più, chiaramente in maniera graduale, una presenza della lingua friulana maggiore nelle attività svolte dal Comune di Udine e soprattutto nelle attività che sono visibili da parte del cittadino, ad esempio la cartellonistica nei musei, nei luoghi frequentati dai cittadini, negli uffici, anche nei cartelli turistici per esempio. E poi ci sono altri due punti. I punti fondamentali sono anche la comunicazione, quindi una presenza sul sito internet, e poi l'altro progetto molto importante che stiamo portando avanti e che svilupperemo nel 2020 è crescere con più lingue, con l'ospedale di Udine, con il reparto appunto di maternità, e andremo a consegnare a tutti i neogenitori di questo reparto un kit per dargli degli elementi sia ludico-didattici sia anche scientifici, ma in maniera semplice, per far capire l'importanza del bilinguismo, del plurilinguismo fin dall'infanzia.